Oggi è un momento di gioia, siamo qui per la quarta posa della prima pietra del 2024. Questo è un intervento importante dal punto di vista sociale ma anche simbolico, perché con questo intervento superiamo i più di 2 milioni di euro investiti nel nostro villaggio giordano, un ulteriore passo avanti per la nostra comunità. Qui verrà realizzato un centro per le famiglie dove potersi incontrare e magari dove ci sono delle difficoltà, quegli spazi neutri che consentono al bambino di mantenere il rapporto con i propri genitori nonostante magari delle vicissitudini particolari. Ringrazio davvero tutti, dall'ufficio tecnico agli assessori, ai miei collaboratori, al Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio Domenico Scicolone, all'ingegnere Castaldo e al suo team di tecnici, all'impresa. Io sono orgoglioso ed onorato di essere il capitano, l'ambasciatore di questa squadra che sta raggiungendo veramente traguardi inimmaginabili. Il percorso è ancora lungo, ma il cammino è quello corretto ed è quello che dobbiamo portare avanti. Non sarà però questa la fine degli interventi al villaggio giordano, ma deve rappresentare un inizio. Parlavamo poco fa con Don Calogero Sallì e con un gruppo di professionisti che sono a supporto dell'ufficio tecnico. Il prossimo obiettivo è il restauro della nostra chiesa del villaggio e dei lavori archivii. Siamo sicuri che anche questa volta la regione siciliana sarà presente all'appello che viene dal Comune di Palma per questo ulteriore intervento. Il villaggio giordano è sempre nei nostri cuori e stiamo lavorando affinché abbia quei servizi che merita e che per troppo tempo non ha ricevuto. Sognare dà motivo di esistere e dà motivo alla nostra vita. Viva Palma di Montechiaro!